Buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Verona Live. Siamo in diretta sulle frequenze di Radio Adige TV, canale 640 del digitale terrestre, in replica alle ore 21, la puntata che state vedendo. Passerà in sovraimpressione un numero di telefono nel corso della trasmissione, potete contattarci, mandarci dei messaggi per intervenire chiaramente nella nostra puntata. Questa sera parliamo di vaccini anti-Covid e cerchiamo di capire a che punto siamo. Dal 27 dicembre, infatti, con le prime dosi di vaccino intensificate poi nel quantitativo nelle settimane a seguire, è partita la campagna vaccinale in Italia e nel Veneto. Tra i primi a garantire le forniture, ricordiamo, è stato il colosso americano Pfizer, che ora però tentenna. Nel frattempo sono arrivate altre case produttrici e si sono aggiunte appunto alcune dosi che però sembrano essere insufficienti per raggiungere in tempi brevi l'intera popolazione italiana e quindi anche la famosa immunità di gregge. Vedremo poi anche con gli ospiti intervistati questa mattina dalla collega Giorgia Preti come chiaramente ci sia anche la volontà di sperimentare. È in corso al Centro Cliniche di Ricerca a Verona la sperimentazione di un vaccino che potrebbe essere tutto italiano e che potrebbe arrivare chiaramente a contribuire alle dosi e ai quantitativi già in nostro possesso. Ma partiamo un po' dal contesto nazionale. Io vedrei proprio dal sito del Ministero della Salute, anzi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, proprio il report ufficiale vaccini anti-Covid 2019. Questo è il report, vedete, aggiornato al 2 febbraio 2021 alle ore 14:32, quindi poche ore fa. Alle 2 di oggi pomeriggio sono state somministrati in Italia 2.083.364 vaccini. Le persone totali vaccinate sono state 732.763, insomma una cifra ben al di sotto. Ricordiamo che in Italia vivono 60 milioni di persone, ma insomma è un inizio. E nel dettaglio guardiamo anche per regione, eccoci qui, guardiamo per esempio il nostro Veneto. In Veneto sono state eccoci qui, dosi consegnate, quindi 202.640, lo vediamo qui sulla destra, e vaccinate 185.061 persone, quindi rispetto alla percentuale di dosi consegnate e vaccinate si è raggiunti una percentuale di 91,3%. Ma andando avanti chiaramente vediamo altre statistiche interessanti. Qui sul sito sono state vaccinate appunto 1.306.000 donne circa e 776.000 uomini, soprattutto nella fascia d'età 50-59, vedete 53.697, scusate, e sono per lo più operatori sanitari, persone che lavorano nelle RSA, perché sono state chiaramente le prime persone chiaramente ad essere immunizzate dal vaccino. E poi andando avanti si può scorrere, insomma, vedete, ecco qui il dettaglio delle categorie che sono state vaccinate: 1.482.000 circa persone tra operatori sanitari e sociosanitari, personale non sanitario 388.000, ospiti di strutture residenziali 197.292, over 80 14.919, quindi siamo attorno alle 15.000. Quindi diciamo sono proprio queste le cifre. Ecco qui in Italia finora sono state consegnate, interessante vedere anche questo, 2.278.000 dosi di Pfizer BioNTech, quindi come dicevo il colosso statunitense e l'azienda tedesca, e 112.000 da parte di Moderna, che è l'altra azienda che sta diciamo contribuendo alla distribuzione. In totale i punti di distribuzione di somministrazione vaccini in Italia sono 293 e poi vedremo anche nel dettaglio quali sono quelli appunto punto per punto anche nella nostra regione, nel Veneto. E partiamo appunto, siamo partiti dal contesto nazionale, ma vediamo anche i dati che riguardano appunto nel dettaglio il nostro Veneto, la nostra regione. Qui sul sito di veronadaily.it, notizia proprio di oggi, l'articolo di Alessandro Bonfante che ci fa vedere come in Veneto siano state somministrate, lo abbiamo ricordato prima, quasi 200.000 dosi.
Il dato dei vaccinati con entrambe le dosi in Veneto è più che triplicato in una settimana, da 18.560 del 25 gennaio a 68.584 di ieri. Queste appunto sono le dosi somministrate. Vedete che dal 25 gennaio al 1 febbraio c'è stata proprio un'impennata delle dosi somministrate e in particolare insomma anche nel veronese diciamo il dato aggiornato a lunedì 1 febbraio vede 182.000 dosi di vaccino anti-Covid in Veneto e 50.000 in più da lunedì scorso. Nel veronese, fra ULSS Nove Scaligera e azienda ospedaliera universitaria integrata, sono state circa 9.000 le vaccinazioni in più di 7 giorni. Quindi insomma dati confortanti. Chiaro, siamo ancora indietro rispetto a quello che è lo standard, a quello che tutti vorremmo, ma chiaramente pian pianino ci stiamo avvicinando. E andando avanti con la nostra scaletta, vediamo anche interessante come a Negrar invece, questa notizia di ieri, all'ospedale di Negrar Sacro Cuore si sia conclusa la seconda vaccinazione per gli operatori, gli ospiti di RSA, terminata quindi il 1 febbraio, quindi ieri, il secondo richiamo che era iniziato appunto con gli inizi di gennaio. Diceva qui l'articolo di ieri: con il 31 gennaio la cittadella della carità di Negrar è covid free. Si è conclusa infatti anche la somministrazione della seconda dose di vaccino agli operatori dell'istituto del Sacro Cuore, appunto Don Calabria. Hanno quindi completato la profilassi oltre 1900 operatori. Encomiabile il tasso di adesione, anche questo è interessante sottolinearlo, che ha toccato il 97%. Sono stati quindi 191 su 248 invece gli ospiti delle strutture residenziali che hanno chiuso il ciclo vaccinale, solo 12 hanno rifiutato volontariamente il vaccino. E qui vediamo proprio una foto anche delle monodosi di vaccino appunto che vengono iniettate alle persone che aderiscono chiaramente alla campagna. Andiamo avanti perché procedono chiaramente anche nel veronese, come dicevamo, le vaccinazioni e quanto incidono però i ritardi delle case farmaceutiche nel fornire le dosi. Lo abbiamo chiesto a Denise Signorelli, che vediamo è il responsabile, il direttore, scusate, della ULSS 9 Scaligera. Sentiamo. Ad oggi siamo riusciti a coprire con la pose circa 15.000 soggetti. E tra le categorie principali ci sono i dipendenti, quindi gli operatori sanitari che lavorano nelle strutture a diretta gestione o comunque anche in alcune strutture accreditate del territorio. Ci sono medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale. Ci sono operatori e ospiti delle case di riposo per anziani non autosufficienti e questi soggetti rappresentano circa 15.000 soggetti che hanno ricevuto la prima dose. Abbiamo cominciato a partire già dalla scorsa settimana a somministrare le seconde dosi e abbiamo coperto circa la metà di questi soggetti, quindi abbiamo vaccinato con la seconda dose circa 8.000 operatori. Circa 8.000 operatori, diceva Signorelli. Ecco, tornando sul sito veronadaily.it, una notizia del 13 gennaio scorso, appunto il direttore generale della ULSS 9 Scaligera Pietro Girardi diceva: da marzo le vaccinazioni di massa, annunciati i punti in città e provincia. Chiaramente quindi in quel punto stampa di quel giorno, il 13 gennaio, il direttore Girardi aveva appunto comunicato quelli che saranno i punti e scorrendo appunto vediamo se c'era l'elenco, eccolo qui. Lunedì 18 gennaio il centro servizi al parco e poi Villa Monga e il centro servizi, insomma su questo articolo, scusate, era la campagna vaccinale dell'Istituto Anziani, comunicava in maniera così approssimativa quelli che potevano essere i punti di prelievo vaccinali per la massa, quindi per le persone. Chiaramente le gallerie mercatali, poi in provincia dichiarava il Palaferro lì a San Bonifacio, l'edificio del Mercatone 1 all'uscita della 434 tra Legnago e Cerea, Palariso e a Isola della Scala, l'ex Bocciofila di fronte al distretto di Bussolengo. Ma sentiamo direttamente dalle parole di Signorelli a questo punto quali sono invece in questo momento, attualmente, i punti dedicati alle campagne vaccinali.
Allora, finora ci siamo affidati principalmente alle nostre strutture sanitarie che già erogano questa tipologia di attività, quindi abbiamo vaccinato presso gli ospedali. La sfida importante è adesso arrivare ai centri di vaccinazione di popolazione. Stiamo allestendo in questi giorni il primo dei centri che avevamo annunciato, che sarà presso la Fiera di Verona, e contemporaneamente stiamo lavorando per organizzare altri centri presso San Bonifacio al Palaferroli, presso Bussolengo, l'ex Bocciodromo, e poi stiamo organizzando anche altri piccoli centri che possono arrivare più capillarmente alla popolazione. Un altro degli aspetti che stiamo organizzando è la costruzione di cosiddette unità mobili, che potranno essere riservate a cittadini non autosufficienti che comunque vivono a domicilio e che quindi avranno necessità di essere raggiunti perché allettati al loro domicilio. Questa è un po' l'organizzazione che ci stiamo dando per arrivare diciamo, a coprire target di popolazione sempre più importanti. E questo sicuramente ci fa sperare e siamo tutti in attesa di questi centri di massa per la vaccinazione e che saranno distribuiti, come abbiamo sentito da Signorelli, chiaramente anche in provincia, non solo in città. Verona, il punto in città, lo ha ricordato, dovrebbe essere appunto all'interno di Verona Fiere, si parlava delle gallerie mercatali, insomma comunque Verona Sud. La notizia bella da sottolineare, tra l'altro, è quella che a Verona proprio era partita, e lo vediamo ancora dal sito veronadaily.it, questa è una notizia del 3 di agosto 2020, era stata presentata appunto nella sede dell'Università di Verona la sperimentazione del vaccino contro il coronavirus che vede coinvolto anche il centro di ricerche cliniche dell'Università Scaligera. Il farmaco potrebbe essere pronto per dicembre 2021, si diceva allora. Chiaramente i tempi si sono molto accorciati vista anche l'emergenza. In quell'occasione presente anche Stefano Milleri, appunto direttore scientifico del centro di ricerche, il presidente Luca Zaie e il rettore Pier Francesco Nocini. Chiaramente abbiamo dedicato anche una copertina di Pantheon a novembre proprio a Stefano Milleri, perché era arrivato qui l'articolo del 1 novembre 2020, il via libera da parte di AIFA e del comitato etico. Dicevamo a settembre del 2020 erano iniziate nei laboratori dello Spallanzani di Roma e del centro ricerche cliniche di Verona le sperimentazioni. Qui avevamo dedicato proprio un articolo con il dottor Milleri e Elisabetta Pasini, volontaria di Verona, e Lorenzo Mazzi, volontario di Bussolengo, che furono tra i primi proprio a sottoporsi al trattamento. La sperimentazione è andata avanti. Adesso ci siamo chiesti però a che punto siamo, e oggi siamo tornati da Milleri per capire questa sperimentazione che potrebbe dare vita anche a un vaccino tutto italiano e in parte anche veronese, a che punto è. Sentiamo le sue parole. Sì, lo studio, tutti i 90 soggetti sono stati vaccinati e sono stati seguiti quindi in questi mesi per valutare gli eventuali effetti collaterali, quindi la sicurezza del composto del vaccino e l'efficacia, cioè la capacità di indurre una risposta anticorpale. E abbiamo completato il gruppo giovani adulti 18-55, ha superato ormai le 12 settimane, le 8 settimane invece di follow-up per gli over 65. I dati preliminari dimostrano che appunto il vaccino è in grado di dare una buona risposta immunitaria, quindi sia in termini di produzione di anticorpi specifici per SARS-CoV-2 e sia in termini in grado di produrre linfociti T, linfociti specifici per il virus, quindi in linea con le attese. Insomma, in linea con le attese, speriamo davvero che sia così. Chiaramente le persone a casa si stanno chiedendo, dopo gli operatori sanitari, dopo gli ospiti dell'RSA, quando partiremo con i vaccini over 80? Sentiamo di nuovo Signorelli. Allora, la Regione Veneto ha proprio mandato una circolare fresca di ieri, del 1 febbraio, in cui ci invita a partire già a partire il prossimo. E qui arriviamo un po' a quello che prima aveva accennato sulla fornitura di vaccino. In questo momento la fornitura non si è mai stoppata, però abbiamo avuto una diminuzione di consegne, quindi abbiamo dovuto sempre garantire la necessità di terminare il ciclo vaccinale con la seconda dose.
Se, come ha detto Pfizer, ci forniranno il vaccino, noi effettivamente dalla prossima settimana saremo in grado di mandare gli inviti ai target della popolazione che, come giustamente ha detto, è a partire dagli 80enni e 81enni. Saranno le prime 2 annate, quindi nati nel 1941 e poi nati nel 1940. Quindi prima idea di partenza dalla prossima settimana, seconda coorte quella del 1940 dal 22 febbraio. Speriamo di riuscire a garantire effettivamente questa tempistica, che è molto diciamo sicuramente ambiziosa, ma che è legata alla fornitura del vaccino. Dicevamo alcune case farmaceutiche come Pfizer, tra l'altro poi si è aggiunta Moderna, AstraZeneca, insomma sono riuscite a trovare vaccini in tempi rapidi, invece quello italiano è insomma in una fase ancora di sperimentazione. Lo abbiamo chiesto chiaramente a Milleri. Questo credo sia dovuto a tempi dedicati necessari per lo sviluppo del vaccino, all'organizzazione delle aziende, parliamo di big pharma e di piccola biotech, e quindi sono macchine molto più rodate probabilmente a gestire questi grossi studi, a disponibilità economiche diverse tra Reitera, credo, e le big pharma. Ma essenzialmente ad oggi sono 2 le piattaforme utilizzate, quella di Moderna e di Pfizer, che i vaccini sono identici, utilizzano l'RNA virale che viene incapsulato e quindi somministrato nell'organismo attraverso la somministrazione intramuscolo, e che quindi stimola l'organismo a produrre questa proteina S, che è la proteina detta spike del virus, e quindi l'organismo produce anticorpi contro questa proteina. L'AstraZeneca è simile al nostro vaccino di Reitera, il vaccino italiano. Entrambi utilizzano invece un adenovirus come navetta, diciamo, per portare dentro la proteina S, e quindi anche in questo caso stimolare la produzione da parte dell'organismo di anticorpi contro questa proteina S, che è la proteina più importante per la sua attività quando il virus, il SARS-CoV-2, esplica un'azione patogena. Lo abbiamo detto, insomma, sono stati vaccinati gli operatori sociosanitari e alcuni anziani presenti nell'RSA, nelle cosiddette case di cura. Ma qual è la situazione all'interno proprio dell'RSA? Abbiamo chiesto ad Andrea Pizzocchero, direttore della Fondazione Case di Soggiorno per Anziani Giovanni Meritani di Sanguinetto e anche di Villa Serena di Bardolino. Sentiamo le sue parole. E la situazione attualmente è che abbiamo vaccinato la quasi totalità delle strutture e sono escluse dai vaccini solo le strutture che hanno ancora in corso focolai consistenti, e sono state somministrate le prime dosi, e nei prossimi giorni, penso sarà questione di 10 giorni, inizieremo con le seconde dosi. Sono stati vaccinati tutti gli ospiti che sono comunque rimasti negativi da questa ondata che è iniziata indicativamente nella prima settimana di ottobre, che ha coinvolto purtroppo oltre il 90% delle strutture veronesi, e non sono ancora stati vaccinati proprio per indicazioni date dall'ULSS gli ospiti che si sono negativizzati da meno di 30 giorni. Ieri in verità è stato esteso a 60 giorni, quindi chi tra i nostri ospiti ha superato la malattia verrà vaccinato dopo 60 giorni dall'ultimo tampone molecolare negativo. E per quanto riguarda il personale, la quasi totalità è stata vaccinata, quindi diciamo che nel giro di 15 giorni dovremo avere una copertura totale del vaccino Pfizer, con il vaccino Pfizer. Ecco, a proposito di copertura totale, come dice Pizzocchero, quanto ci vorrà per raggiungere la famosa immunità di gregge, quella che potrebbe garantirci veramente un via libera a tutti, sempre con la prudenza, perché chiaramente passerà del tempo anche per rimuovere i dispositivi, le mascherine, per tornare alla normalità. Ci auguriamo che arrivi il prima possibile questo tipo di contesto, però per capire quanto tempo ci vorrà per
una vaccinazione di massa, abbiamo chiesto sempre a Signorelli, sentiamo cosa ci ha risposto. Allora, io credo che tutto l'anno 2021 sarà dedicato fondamentalmente alla vaccinazione. Si è partiti, come vi ho dimostrato, da categorie più a rischio per lavoro, poi appunto andremo a quelle a rischio per età e probabilmente inizieremo anche a coprire i lavoratori dei servizi essenziali. All'interno di questi ci sono le forze di polizia, ci sono gli insegnanti, ad esempio, un tema molto attuale vista anche la ripresa delle scuole superiori, fino ad arrivare alle categorie più giovani, e diciamo che abbiamo calendarizzato tutto questo percorso per tutto l'anno, quindi sicuramente si arriverà nell'autunno inoltrato per riuscire a coprire i target vaccinali previsti. E vediamo se la tempistica è confermata, la incrociamo anche con le dichiarazioni di Milleri, proprio dal direttore del Centro Ricerche Cliniche di Verona. Questo dipenderà appunto dalla disponibilità dei vaccini, dall'organizzazione. Il Reitera, il vaccino italiano, potrebbe arrivare in estate, quindi anche lui contribuire in modo significativo alla vaccinazione. Credo che sia verosimile che entro la fine dell'anno potremmo raggiungere questa vaccinazione in modo così massiccio. Ecco, diceva Signorelli autunno inoltrato, Milleri dice la fine dell'anno, sono comunque date che sembrano distanti, però con lo scenario e con le condizioni, con le premesse che si sono create, faremmo subito la firma per arrivare all'immunità di gregge a fine anno, magari. Speriamo di poter anche anticipare, chiaramente. Torniamo un po' sulle case di riposo, perché avete visto nei giorni scorsi anche le proteste accese legate all'istituto anziani, le proteste dei sindacati in piazza. Insomma, sono momenti veramente caldi per le RSA, dove c'è il personale esausto che chiaramente fa fronte anche all'emergenza. Molti si sono contagiati, c'è una carenza anche di personale, gli ospiti purtroppo si ammalano. Ecco, siamo tornati sempre da Pizzocaro chiedendo un po' come stanno gli ospiti all'interno delle case di riposo e poi anche qual è l'umore degli operatori, ma partiamo con il primo contributo. Sì, in verità noi, dopo che avevamo vissuto la prima esperienza a marzo, diciamo che avevamo già previsto che purtroppo nell'ondata autunnale e invernale Covid, senza lockdown, saremmo stati purtroppo investiti dal Covid. Così è stato, e come ho detto prima il 90% delle strutture purtroppo è stata colpita. Diciamo che l'apice si è avuto alla fine dell'anno, adesso i focolai pian piano si stanno spegnendo, usiamo questo termine. E abbiamo difficoltà però purtroppo, perché comunque i nuovi ingressi è difficile farli, perché basta un solo caso o due positivi e non si possono fare accoglimenti a meno che non si possa garantire una perfetta compartimentazione, significa divisione tra ospiti tra virgolette ancora negativi o ospiti negativizzati e gli attuali positivi e gli entranti. Quindi stiamo elaborando con l'ULSS un piano vaccinale per i nuovi ingressi. La vera criticità oggi, oltre a quella economica, che è anche facilmente prevedibile perché purtroppo ci sono stati decessi, non si possono fare ingressi, e nel corso del 2020 abbiamo sostenuto spese veramente ingenti per poter far fronte al contagio, riguarda la carenza di personale infermieristico. L'azienda Zero a fine anno ha bandito un concorso e a livello regionale solo nel Veronese sono stati assunti più di 400 infermieri, o verranno assunti più di 400 infermieri, e parte dei quali purtroppo viene proprio dalle nostre strutture. Sul mercato è una figura che attualmente non si trova, stiamo addirittura valutando di chiudere qualche reparto, quindi lasciarlo senza ospiti per poter rispettare gli standard regionali, per poter garantire l'assistenza infermieristica. L'altra problematica che purtroppo riguarda direttamente gli ospiti è legata alle visite dei familiari. In alcune strutture sono già riprese, però sono sempre visite protette, quindi con plexiglass o che fa da divisorio, oppure le stanze degli abbracci. La verità è che gli ospiti, dopo i periodi di isolamento prolungato dettati dalle linee guida date dall'ISS per gli enti che hanno purtroppo subito focolai, risentono tanto di questo aspetto. La soluzione potrebbe essere quella di andare a vaccinare direttamente i familiari, anticipando magari
quello che è il target previsto dalle normative nazionali, che sono gli over 80. Auspichiamo che sia fattibile, perché l'aspetto relazionale e affettivo in questa fase qua diventa fondamentale. Insomma, ha ragione Pizzocchero a sottolineare anche questa situazione che si vive all'interno dell'RSA, e chiaramente ci sono, dicevamo, anche gli operatori che sono esausti, sono stanchi e anche arrabbiati. Sentiamo sempre le sue parole. L'umore, tanti hanno fatto una guerra praticamente in questi mesi, perché purtroppo la grande difficoltà di affrontare il Covid in una struttura per anziani è il dimezzamento del personale, perché purtroppo, visto il nostro modello assistenziale, che prevede un alto numero di operatori sociosanitari che devono fare continuamente prestazioni a stretto contatto con gli ospiti, gli infettati, per quanto applicassimo misure strette anti-contagio, è stato alto e abbiamo perso parecchi operatori. E si esce da un periodo difficile. Il vaccino sicuramente ha aiutato, non hanno aiutato di certo tanti articoli sul giornale che sono usciti riportando numero di decessi, piuttosto che raccontare invece gli sforzi fatti per affrontare l'epidemia. Ci siamo trovati in questi mesi a dover trasformarci da strutture sociosanitarie a strutture sanitarie, applicare protocolli a cui non eravamo abituati. Abbiamo avuto, per carità, i primi mesi dell'anno per allenarci, perché comunque da marzo tutte le strutture applicano i protocolli dell'Istituto Superiore di Sanità. È chiaro che è un momento difficile e che bisogna affrontare, quindi speriamo che col passare del tempo si torni a una normalità. Si passa, secondo me, dalla riapertura delle strutture e dalla vaccinazione, e avere quindi un senso di maggiore sicurezza, perché comunque ad oggi anche le strutture che non hanno più casi Covid o ne hanno pochi devono comunque mantenere tutti i protocolli, quindi vuol dire lavorare con tutti i DPI, e vi posso garantire che non è facile. Sicuramente non è facile, lo sappiamo. Vi invito anche a andare sul sito veronadaily.it, e il daily di questa sera verrà aperto con una sorta di mini inchiesta fatta dalla nostra Giorgia Preti, un approfondimento sui cosiddetti Covid Hotel. Infatti vediamo il titolo: Covid Hotel sì, ma a pagamento. Dopo infatti la prima manifestazione di interesse dello scorso novembre 2020, il tema dei Covid Hotel sembra essere passato in secondo piano, complice forse il calo dei contagi nella regione Veneto e quindi la mancata attivazione del progetto. Eppure a Verona i Covid Hotel ci sono, così come le richieste da parte di chi vorrebbe passare la quarantena fuori di casa. A differenza però di quanto accaduto ad aprile, ora i costi sono a carico degli stessi ospiti. Questo infatti, ricostruendo un po' la vicenda, vi ricordate che all'inizio sarebbero stati individuati dalla regione l'Hotel Postumia di Villafranca, l'Hotel City di San Giovanni Lupatoto e l'Arc Hotel di Verona come possibili hotel disponibili ad ospitare pazienti Covid. Il 3 dicembre scorso poi l'ULSS Noves Caligere aveva pubblicato un secondo bando per un'altra manifestazione di interesse, che però riportava una differenza rispetto alla precedente, ovvero che il soggiorno non sarebbe stato a carico della sanità regionale, bensì a carico degli stessi operatori. Diciamo che su questo punto è caduto il silenzio, però appunto la nostra Giorgia Preti ha contattato la proprietaria dell'Hotel City, Paola Lopresti, che nonostante avesse manifestato l'interesse nella prima fase di indagine, non l'ha riconfermata nella seconda puntata, quindi con il bando della ULSS Noves Caligera, perché dice: come facciamo a far pagare 80, 50, 80, addirittura se si fa il conto totale 150 euro a notte agli ospiti, perché ovviamente richiede disinfestazione, pulizia, tutta una serie di accorgimenti che non sarebbero tali se non ci fosse l'emergenza coronavirus. E intanto va avanti Giorgia Preti, chiaramente ora la palla passa alla regione, che sul tema Covid Hotel non ha più parlato e non ha più fornito indicazioni sulle stesse USL, forse anche in vista di un calo dei contagi che non lasciava presagire la necessità di adibire gli alberghi del territorio a luogo di isolamento. Tuttavia, anche se i casi sono in calo e quindi anche l'ipotesi Covid Hotel sembra scemare, a quanto ci risulta le richieste sarebbero elevate, e quindi bisogna capire un po' come si risolverà questa situazione e soprattutto come evolverà. Noi chiaramente con l'articolo di Giorgia Preti abbiamo cercato di dare un focus a questa situazione che tanto aveva
incuriosito e interessato anche la stampa nei mesi scorsi, e dove poi è caduto un po' il silenzio generale. E intanto vediamo dal sito dell'ANSA alcuni numeri a livello nazionale sui dati di oggi. Oggi sono in Italia 9.660 nuovi positivi, 499 le vittime, il tasso di positività al 3,9%. Chiaramente poi è arrivato anche il bollettino invece che riguarda Verona, ma i dati sono ancora in fase di elaborazione da parte della nostra redazione. Andate a vedere comunque sul sito daily.it tra poco i dati che riguardano anche il bollettino regionale delle ore 17, che va chiaramente a modificare il bollettino regionale delle ore 8, comunicato già questa mattina sul nostro sito daily.it, e che riportava 56 nuovi positivi e 6 decessi, appunto. Quindi vedremo alle 17 se ci saranno novità rispetto a questi numeri. Per ora è tutto. Ricordo che Verona Live domani sera sarà dedicato a un appuntamento speciale. Domani sera avremo un collegamento, vari collegamenti con la Vetrocar CSS Verona. Perché? Perché il giovedì alle ore 20:30 inizierà l'avventura internazionale della squadra di pallanuoto femminile veronese, che milita in Serie A e che per la prima volta nella sua storia ha l'occasione di partecipare alla LEN Cup, ovvero la Champions League di categoria. Sono 2 gironi che dovevano essere ospitati, uno a Berlino, uno a Verona, altri 2, uno a Roma e uno in Ungheria. Quello di Berlino è stato portato, sempre per questioni legate al Covid, alle piscine Montebianco di Verona, dove dal 4 al 7 di febbraio si svolgeranno appunto le partite, 8 squadre coinvolte. Verona si giocherà la qualificazione con altre 4 squadre. Noi seguiremo tutte le partite, le trasmetteremo in diretta su Radio Adige TV 640 del digitale terrestre. La prima partita, il debutto, lo ricordo, è giovedì 4 febbraio alle ore 20:30, poi il 5 si giocherà alle ore 18, il 6 alle ore 20 e domenica 7 alle ore 14. Le partite della CSS quindi in diretta, ma ci saranno anche collegamenti, commenti, interviste e domani sera una puntata di preview, di presentazione dell'evento internazionale a cui teniamo tantissimo come Verona Network, perché è da tanto che anche nella nostra città non si respira l'atmosfera di un grande evento, in questo caso un grande evento sportivo internazionale, e quindi vuole essere anche una sorta di segnale, di simbolo per una ripartenza nel settore dello sport, ma anche ricordiamo che le 170 atlete hanno fatto aprire per 4 giorni le porte di un hotel in provincia, appunto a Verona, a San Michele, e quindi anche questo è chiaro, un segnale limitato nel tempo, 4 giorni, ma ci fa ben sperare per una ripresa quanto mai veloce e rapida degli eventi, delle manifestazioni e di quanto sia possibile e concesso fare con la situazione pandemica in corso. Noi saremo quindi a fianco della Vetrocar CSS Verona già da domani sera alle ore 18 su Verona Live per un'anteprima con tutti i gironi, con i calendari delle partite, e poi da giovedì con le partite della CSS Verona che proseguiranno una al giorno fino a domenica 7, e poi sapremo se Vetrocar CSS Verona entrerà nella storia entrando definitivamente nei gironi e nei quarti di finale della LEN Cup. Per questa sera è tutto. Verona Live, ripeto, torna domani alle ore 18 con lo speciale CSS Verona. Grazie per averci seguito.